Eccoci qua. Buonasera, voglio, buonasera a tutti quanti. Femmine chic, femmine pittate, no, tutto contrario, uomini chic, femmine pittate, questa è la cosa di Mario Melo. Voglio, allora tutto a posto, lo voglio salutare, andiamo a vedere chi c'è sta, vedo 35 spettatori già, meno male, voglio, meno male, ci siete sempre, io tengo paura che belle buone ci state più, cioè, dai, che si scorda che sta live, perché poi queste settimane sono un po' particolari. Sta settimana pare che è durata, pare che non prima, pare che non faccia la live a 20 anni, invece è passata soltanto una settimana. A me mi pare di più. Allora, poi per i commenti, eccolo qua. Voglio salutare prima di tutto perché se no mi scordo. Gianluca Basile, Checca e Dino Della Rossa. E poi chi c'è sta più che non ha possibilità di commentare? Virgilia Corrado, che stasera non ci può stare nella live, quindi la saluto ora, ok, che sei. Poi chi ci sta? Fammi vedere. Anto Palermo che dice buonasera, c'è buonasera a tutti. Ha salutato pure a voi, l'educazione di Anto Palermo va sottolineata. Diodato Scarpato, Salvatore Romano, Fulmin Man Games, Pasquale Frattini, Davide Paracullo, Titti De Vizio, Checco Castillo, Mick Liam, Domenico Sarnese, Gianni Napoli, Giocondo Nicastro, Giorgio Embradì, grandissimo, Angelo Di Micco, Giuseppe Mastro Giacomo, Nunzio, Salvatore Della Bella e quando Palermo già l'ha detto qua. Voglio spero che sia stato buono e io sapevo che avevo già si facendo domande in Coppa a Capri e io stasera infatti sono un po' in difficoltà perché non voglio svelare niente, non voglio dire niente, non voglio fare i video direttamente perché si dice che è successo voleva la sorpresa, non voglio far capire, io volessi parlare perché a volte no. Infatti questa live sta veramente un po' che non la volevo fare, che già sapevo che mi domandavo queste cose, allora ci fanno stasera cazzo ci questi qua, sono uno che non vuole rovinare le sorprese, questo è. Comunque però posso assicurare che ci siamo divertiti, abbiamo fatto una cosa proprio, voglio mai credere, proprio come i pazzi proprio, perché con un'ansia angulla esagerata, perché ovviamente comunque siamo arrivati là ai 9, ai 9 e mezzo, più o meno, ce n'era mai 7 e 10, quindi ne facciamo un'ansia angulla, perché ci madonna, e si spera ma madonna che facciamo a parte queste cose, perché poi a capo non ci sono mai stati, non conoscevo il posto, non sapevo come, sai, quando vai a una non so, dici ma mangio fa già si 10 cose, poi a finire che anziana mamma non dice, ma ero preoccupato, invece vabbè, comunque non voglio riuscire facile riuscire possiamo voglio svelare comunque prima che ti ho dato scappato chiovere state zitti come un diluvio universale ma serio mamma mia mi ha fatto un team e me sta facendo un team pure a Capri io penso che non so se avete visto che l'ha scritto proprio a Facebook che come si muto là no come si muto se mi sa chiovere no però a rob 20-30 minuti che si è arrivato a Capri hai fatto un patapati l'acqua esagerata, però paura di pranzo, un patapati l'acqua ancora peggio. Quindi mal che stiamo mangiando e quindi non già abbiamo fatto qualcosa, perché sennò ci stava proprio da abilirsi. Comunque è stato che cazzo. Adesso, tutti dei vizi, c'ero a Capri, poi era che dopo pozzo, raccontaci com'è andato, un dopo pozzo, dice, ha visto le immagini oggi, perché oggi ci siamo messi a fare un po' montaggio ed effettivamente c'è sta solo che la da vedere, voglio, c'è stata solo da vedere, perché qualche prova vi posso dire che per esempio l'hanno fatta un po', c'è stata una prova per esempio che parlava della cosa di Dino D'Angelo che diceva vanno a spiaggia e canti canzoni di Dino D'Angelo, una cosa che lo posso dire, lo posso anticipare che questa prova che l'hanno fatta veramente molto molto più bella di quella che era scritta da questo ragazzo che non mi ricordo il nome l'hanno fatto molto molto meglio molto più un po' la faccia vedere voglio, non lo posso dire niente veramente non mi facete svelare questo qui andiamo avanti a vedere chi si è collegato Ancelotti Micco l'ha già salutato già penso Salvatore Romano Fabri 23esima ti dà figura la porterà a fortuna nessuno lo sa io sapevo se facesse questa battuta che oggi era la 23esima puntata del live e facesse questa battuta con 23 uscemi ecco io lo sapevo chi era a fare questa cosa Salvatore Romano capite? È stato lui a fare questa battuta Cero stai facendo tardi, Nunzio, ma che sto facendo tardi? Sono precisissime, 21:30, veramente spaccate, mi sono collegate, ma che stai dicendo? Tutto mi potete dire, ma non la precisione, non mi potete, io tengo la precisione, sono molto preciso. Pocio Ferdi, per invece muore addirittura, Pocio, ma che ci facci? Ma sto girando sulle 9 e mezzo, preciso,
spaccato. Simone Di Pierno, ciao Cerrone, ciao Simone. Enzo della Gatta, grandissimo Marco De Crescenzo, ottima presenza che è la seconda, terza volta che ci sta, che mi ricordo no. Poi Franco Imma, buonasera, Cero grande Franco, è Pascalone Bombone immancabile col suo nome veramente particolare. Carmine Di cui salutami, sono Pasquale Licciardo, grande Pasquale. Daniele Giacomino, vabbù, pure se mi fa male dove chi se Daniele sì sì che praticamente dice vabbè, pure se mi fa male dove mi ha operato ha trovato una posizione comoda salutami perché Daniele se non sbaglio ieri mi ha scritto praticamente si è operato l'appendicite allora dice c'ero io voglio bene però forse ma posso perché tu mi fai ridere si scusano i punti non lo so cioè, comunque ma immagino questa cosa non dà da essere piacevole perché effettivamente oggi è stata una puntata serissima senza cercheremo di non far ridere, cercheremo di non fare quindi mi raccontato di puntata seria perché sennò chi si scusa nei punti e mi porto un po' a uscire di Amaron si dissango mor da mio Giacomino vicino e non vorrei essere io l'artefice di quella morte di questo povero ragazzo Pietrangelo Montanaro ciao grande Pietrangelo la Gufetta Raffi Raffaella De Faccio che saluto Antonia Mennillo, buonasera, Antonia Mennillo, il 9 e mezzo già sta qua, Antonia, e come può essere? Tu di solito hai presentato da te, fai quelle entrate, capito, a vitto proprio, che hai presentato da te 10, 10 e 10, invece stasera precisissima, Enzo Poli, grandissima, Enzo Poli, voglio che se non sbaglio, no, non è una costruzione, comunque, chi è? Pazzi a piede libero, ciao Frank, Pazzi a piede libero, spero che avremo modo sei collegato perché mi ha chiamato Frank e voglio dire ancora una volta che io ci sto riuscendo però a farmi chiamare Cerrone da voi perché ho notato che più a canale più mi chiamate Cerrone più mi chiamate Fabrizio e poche volte mi chiamate Frank quindi vabbè voglio dire solo a te che è scritto Frank che io non sono Frank ecco questa è la cosa poi chiamiamo già un bar Salvatore della Bella quando lo metti il video allora il video di Capri stiamo facendo un daggio stasera sta Vincenzo l'amico mio che mi aiuta le riprese con un daggio che stamattina ci chiama una bella bot di quelle secche e quindi penso che io non lo so con preciso non voglio dire però quanto prima possibile perché pure non vedo loro e non vedo loro che lo farei quindi ci mettiamo veramente ci stiamo mettendo ci metteremo spero che ci mettiamo poco che va a dire oh, chi è qua? Luca Formisano, ti gioco darà fastidio, se non gioco potessi giocare un poco, ma stai sempre a te la mandavo, frate. No, assolutamente, Luca, io pazzia, a me non mi porto lo tempo, ma come quest'anno non proprio niente da avere. Quando c'è a mare, fortunatamente, il tempo è sempre buono. Sì, io passo anche un cazzo perché non è niente da avere, quindi non me lamento assolutamente. Anzi io scherzo, scrivo perché in che già scrivo come la c'è chiamati cazzi puntata che là, come la prima struttura in capo, a scrivo. Buonasera, Cerro, Sivero Fabio, grande Fabio. Antonio Cennamo, ciao fratellone, ciao bello. Qua. Nicola Munda, ciao Cerro, che sai, in Ducess? No, non so non so in Ducess. Però questa è un'idea, fare una live dal chat, ma io la facesse pure, in verità, non me ne farei. Soltanto che in Ducess non si prende bene internet, perché se no con live in Ducess avessi pure fa. Non dico mentre sto cagando, perché non è che mi metto a cagare ora, perché è una cosa però io, le mie cacate sono comunque durano anche 30 minuti, quindi alla fine la mezza live se potesse fare in ducessa, cioè, poi vedremo, un giorno quando metta la connessione un po' più fantastica, allora può essere la facciamo qua. Antonio Vendillo, sono entrato in orario perché volevo farmi perdonare per tutte le volte che sono arrivata tardi, sono tutta per te adesso a mi pare a stasera, vabbè sì, mi fa piacere Antonio, ma non ti preoccupare Antonella, ma Antonio mi fa piacere che si trascorra lui, ma non ti devi scusare assolutamente perché non sta mai come dico ogni tanto voglio a me fa piacere basta che c'è stata alla fine dice 29 e dice 29 è proprio inutile cadere sì perché siamo in chiusura Enzo della Gatta volevo dire all'amico operato di appendicita no appendicite ha scritto giù appendicita ha scritto, poi mi fa ridere perché mi fa pure cita a scimmia di tazza che ne so qualcosa a Natale l'ha già operata a Waller tra parentesi ernia inguinale sì, no, io non ci devo pensare queste cose brutte perché io non sono stato mai operato fammi fare una ratta di pallo perché, e quindi non so che significa questa cosa, per essere tutta non poter ridere perché tu sai, tu conosci la cimicetta di Napoli perché la valore di cose deve essere una cosa auguriamo al nostro amico Daniele Iacomino di riprendersi a più presto di tornare tra di noi a ridere e a scherzare
Flavio Passaro, c'è Roma, sono arrivato un po' di ritardo, però per te si fa tutte cose, grazie Flavio, ma non ti preoccupare, non è ancora un fatto di ritardo, veramente mi faccio sentire come professore Erasco. Tina Lentini, buonasera, ciao Tina. Nicola Monda, ma quanto ha vinto il Napoli? Mi pare 3-1, Nico, non voglio ci sono state, stavano 3-1 fino a 10 minuti alla fine, quando si che cazzo. Capos una prima punta sta squadra si chiama Calloni, ma non ci ma le squadre, no? Non è a ridere questo nome Calloni, ma che sa questa squadra? Come si fa? Non sapere che lui ha questa squadra Calloni, perché immagino Pietrangelo Montano, Ciro no, no, immagino sta solo se vince 3-1 come non so più. Ciro Ruppolo, ti ho sempre seguito, non ho mai visto la live, è la prima, sei grande, ogni video è da 10 e lode. Salutami, sono di Soccavo, grande Ciro Ruppolo, mi fa piacere che avete visto sempre in live la prima volta, noi siamo sempre qua il lunedì alle 21:30, sempre fissi, coppa su cazzo di canale e facciamo la live, quindi ci fa piacere se ci stai sempre. Luigi Canal, quanti anni hai? Luigi, io ho 31 anni. 31 anni, sì, tengo 31 anni, poi ho 31, 32, 31 anni, ho 31 anni, però a settembre comincerò a dire 32, sai perché? Perché poi a maggio veramente faccio 32 anni, tu dici, ci facci ma a settembre, fine a maggio già stai dicendo 32, non lo so perché, però io sono abituato a così. Quando scatta settembre, a me già tengo a capo che assomiglia più l'età. Perché io so, lo faccio anche perché così mi abituo, così non mi avvilisco, ci faccio, già tengo 32 anni. Già come già dice 30 lui prima che faccia, sì, quando tengo 30 lui non mi avvilisco e dopo 30 lui tengo 6 mesi, quindi questa è una tecnica tutta mia particolare. Luigi Giacomino, c'è lo stam facendo una culletta per fare una barba e fa hobby te mangi, fa a barba hai ragione, ma sai che tipo di pagina dicendo questa cosa io mi rompo massimo papà, è proprio una cosa che mi fa si potti con di capo a fa che un attimo ma che tenga prima che ci faccia non me lo fa no so ci fa sì nessuno mi corre la rete dice fatta a bar fatta a bar quindi a me passa anche un cazzo. Allora, Giovanni Casolaro, buonasera Fabrizio e buonasera a tutti quanti. Ci racconta quello che fa attaccare più frate e vi devi mettere un video. Voglio, io posso raccontare, io voglio, beh, ma voi io posso dire qualcosa, le capre, posso dire che siamo a cena tardi, che veramente siamo, perché i buchi in Roma, noi siamo andati tre di noi, se mio, Vicenza e Domenica, su Domidò, chiamiamo Domidò, Domidò, io so fa chiamare Domidò, ma io chiamo, cioè noi lo chiamiamo dormidò, che poi visto praticamente sa, dorme sempre il pomeriggio su pennichelle, allora noi lo chiamiamo dormidò, oppure dormirò, comunque lo chiamo ultimo, e comunque praticamente figlia e bocchina ma più traghetto dell'8 a mattina, e c'è avuto a piedi l'otto manca vinto a pianura, mo pianura, Molo Beverello, non so proprio 20 minuti che la macchina, la pulò, però effettivamente era domenica mattina, gestivano i sciumi, sai, ce l'hanno fatta. Ma giusto, perché poi si mi là il 8 manca 5, mi stavo facendo fa, poi si mi là il biglietto in mano e chi l'ha i nostri biglietti stanno a cagnare in da biglietteria, tutto, comunque hanno fatto una cosa nella biglietteria, si mi a cagnare i biglietti, comunque stiamo perdendo pure come ci siamo motorachetta, perché pensiamo a Marò che se devo motorachetta arriviamo in Uraro, e mi sta facendo ancora, non riusciamo a fare tutto questi cose. A già mi ero venduto e a scelta 10 proprio perché ma Maro noi arriviamo alle 10, ce ne abbiamo 7 chi là dopo sta vicino che musica a casa fermi di bar si piglia di sa ma vado che voglio sa magnata capri sa avuto perché sa avuto limoncello sa avuto a spremuto di limone sa fottuto un pacchetto di mezzo metro sa mangiare sa avuto un caffè sa mangiato un gelato al limone sa mangiato una granita al limone comunque magari sa mangiato veramente tutti i limoni che c'erano a capo sa mangiato comunque 50 ci sa mangiato quindi tra una pausa e l'altra comunque c'è stata tutta una comica non posso dire come gli da famiglia però poveri diamo non mi do cazzo mi domanda sto fatto un po' Francesco Cinquegrana c'era che ne pensi che ripetere sempre il frase la serie Gomorra a me hanno tutte le palle non so a te perché mi hanno fatto video di Jackal che è bellissimo che penso che l'avete visto tutto quanto ed era è stata una cosa veramente voglio umana che mi ha scisso tutto mo ce l'hanno visto a capo su di Jackal perché stiamo mangiando e su mangiamo e tu ma ti visto di Jackal ci stiamo mangiando ci hanno visto di Jackal e vedo è stato bello proprio bello sono proprio bravo sono stati proprio bravi e quindi mo stanno tu stanno dicendo queste frasi sta senza pensiero tu si fa così comunque sì è una mo è un tormentone quindi durerà un po' vabbè.
Diego Marino, la live nel cesso, se ti siedi sulla tazza, si addormano e coce. Effettivamente sì, perché io si addormano e coce, troppo cesse, non so a voi, ma a me oltre che alle gambe succede pure un fatto che praticamente io mi metto le braccia di gomma, ma poi un po' più ginocchio, e poi che succede? Che praticamente quando poi mai si chiama processo, vedi che la tengo certi segni russi un po' più ginocchi, no? E all'inizio dice, ma che succede? I ginocchi tengo rossi, i ginocchi rossi, dice, ma a roba ci capite che erano i segni dei gomiti che io mi appuyavo un po' processo 3 ore, i gomiti che premevano sulle capite, questa è una cosa scoperta roba, no? Comunque, poi, annunzio, c'è Roma, stai copiando Luke e Dan Blitzerian, prima questo barba che mancano solo e femmina, ma se oggi capite chi si è Dan Blitzerian è uno che si è dato in a Facebook, non so, mi è capitato che l'ha visto che qualcuno ha condiviso, è uno che sta in nei film, non si è capito, sto fa un porno attore, oppure fa, non so, ci fa il cinema, fa nei soldi, sicuramente, sta sempre fuori nei film, ma 7-8 film hanno vicino, da Vasco Bagno, Coppa Park, ma c'è i colori del film, lo scrive, scritto Dan, un uomo su e non ho più colori del film, non sapete chi si è, comunque ci sapete chi sono curioso pure, secondo me deve essere un po' tipo Rocco Siffredi, no? Comunque, Luigi Giacomino Calluni, squadra della Grecia, ha scritto Gracia, però comunque ha vinto 3-1, doppietta di Calleon, però l'ho fatta sta barba, sì, cioè, veramente rimane la faccia, perché mi ha tutto cazzo di avrei, perché veramente siamo andati. Silvio Mirto, bello, ceroso, grosso, sei capace di far ridere anche nei momenti più tristi, grande. Silvio, mi dispiace che sul momento sarà un momento triste per te, non so cosa ti sia successo, ma che ti intristisci a fare? Non ti intristi, non ti preoccupare. Tu ti intristi solamente quando arrivano le bullette legutali, queste cose gravi, no? Queste cose che anche a me fanno intristire. Franco Rimma, c'ero 8 catena, 31 anni e mo vorisce come tiene. Che significa questa cosa? Come tengo 31 anni, come si tiene? Fra Fabio Farini, ciao Fabio, un po' di ritardo, ma ci siamo. Come è andata a casa? La pozzato, ma sul genere, come che un bozzo parlava, Carmen De Gregorio, mi fai morire, Cero, però fu bravo, che battuta Camora Napola, Camora Napola. Ma no, che battuta ci fate che faccio morire Napola addirittura? Perdonami, non so quali battuta comunque perdonami a queste. Poi c'ho Loco Ferdi, c'ero Ivano Viti che devi camminare per Napoli che la maglia della Juve, vabbè, poi già l'hanno fatto, poi l'hanno fatto già, l'hanno fatto un magliore in un bar, praticamente c'era Juve, no, Napoli-Juve, e se basta che la maglia della Juve vai in due bar e vai a chiedere appena così che stanno guardando sotto, come prima, ma chi cazzo... No, io facessi pure, però già hanno fatto metà cose, no, già hanno fatto. Davide Paracullo, buonasera, c'ero, ma ci salutato proprio prima, credo. Antonia Enillo, viene Cerro, vieni, da più perdo, allora, la frase core, bellissima, voglio bene. Dico loro già che c'è la terza puntata di Giacomo, perché oramai ma è una cosa bella, è una cosa che mi ha spaccato, voglio bellissima. Simone Di Pierno, perché un mila al giorno toglie il medico di torno? No, non so mai chi sto pazzo, cioè, infatti ha sempre fatto un po' ridere questa cosa, perché sai, pensavo sul fatto che uno si dice, tu quando mangiassi una amico, diciamo, che non è esiste più, no, come mestiere, cioè uno ha studiato tanti anni, si è arrivato una laurea in medicina, e poi una mela voleva a me, mi ha sempre fatto un po' ridere questa storia, e poi voglio i video più divertenti, allora c'è sta, ha già stato particolarmente Francesco Caruso, che penso che qualcuno di voi conosce, Francesco Caruso che teneva oggi i video più divertenti di Facebook, è amico di Diego, che praticamente assieme ci hanno disattivato l'account, e questa è una cosa bruttissima, io mi ha scritto perché mi chiedeva delle cose, perché è capitato pure a me, tipo una settimana fa, mi ha disattivato l'account di Facebook, a Facebook per Bucet, no, ma tipo tu non sei tu, la tua, forse stai usando un nome non reale, o sputando faccia, ma non reale, su Fabrizio c'è un canzaccio che hai su un chino, come da e il set di vabbè, ma è fotografia come tu bello, come sta fanno così, e dopo 2 giorni me l'hanno attivato, però voglio, lo posso assicurare, non so se vi è mai capitato a qualcuno di voi, bello e buono, tu vai a casa, sai, Facebook, sbagliare poco, bello e buono, un botto da sitio perché ti trovo questo fatto che ed è una cosa molto triste, proprio per triste, perché tu giochi, c'è quando si tratta dell'account, ti tengo che ti compagni, mi dice, un pieno pieno, un bacchio, oggi giorno, no, e ti tengo quando l'hanno gente che conosciuta hanno un sacco di tempo, hai fatto di viaggi turistici, hai conosciuto gente di tutto il mondo, allora, e tengo l'hanno mi tengo il numero delle grazie per più.
allora a Roma una cosa brutta, che poi pensavo che a me mi era fanata avuto profilo, e che cazzo si rifiutava tutto quello là che tengo a Facebook, voleva aggiungere una voto, ma io ne avevo non mi rifiuto più, e quindi di perdere tanti contatti. Quindi è una cosa proprio brutta, io non vi auguro mai che vi possa capitare. Fortunatamente l'ha già risolto e mo è riuscito a studiare un Francesco Caruso che ha veramente ha già capito la situazione sua, era proprio brutta cosa, e alla fine mo l'hanno riattivato, quindi fa molto piacere di questa cosa qua e volevo salutare. Vabbè, mannanza. Eugenio Di Giovanni, ma se arriviamo a 100, da lì la maglietta, ma non le pure canzoni, per la verità, ma tanto non arriviamo a 100, perché stiamo, però a Cicetta stiamo facendo delle live di 70-80 persone, che veramente un piacere, perché è una cosa bella, come da capire, ci dove più sfizi ancora, io spero che cresceranno sempre, che saranno sempre più persone, però passando poco, perché come già vi ho detto, sì, sì, tanto su quanto, alla fine tanto caso, poco mi cambia, però mi fa piacere che la cosa mi sapevi parlare con più persone possibili. Davide Paraculo, c'ero dici la verità, ve ne siete andati voi o vanno cacciati a Capri? No, voglio vedere, allora, quando si invita a Capri, no, prima, un giorno prima, perché io avevo tutti questi commenti e sceglieremo i 10 più belli, più originali, una ragazza a Cheat se ne va accorto perché là a Capri i cucini caprese ma hanno poco a così stava accorto ci sono tanti divieti non si può camminare il papuccio non si può fare che non si può allora sai mo io a roba vai là e va fatto sistema non so a tutti i grezzi mi sai e me poco mi ero preoccupato ci mi hanno lasciato pure che gli sto veramente poi mi cazzo veramente non mi è andato a Capri non sapevo che cazzo poteva essere e tenevo un poco paura e invece voglio a Jess cioè, che se la posso dire ma da credere, tutte le cose che abbiamo fatto a Capri non c'è stata nessuna, ma da credere, e guarda che abbiamo fatto cose anche un po' rischiose, poi vedrete, però non c'è stata nessuna che non ci ha, che non ha, si è fatta una rasata, che non ci ha risposto positivamente, cioè tutto proprio tranquillo, voglio, cioè, perché non lo so, poi pazziamo, poi facciamo capire che stiamo pazziando, quindi le persone se ne accorge, però non è successo proprio niente. A busti sì, con la polizia, che poi là stavo, però voglio tutto tranquillo, cioè, non ci hanno arrestato, comunque non ci hanno arrestato, però un po' di paura la teneva, c'è un po' di paura la teneva. Comunque, a mannaggia, allora, a pazzi a piede libero dice Blizzeri, anche lo ha fatto film porno, secondo me è un figlio di un broker di Wall Street, pensano poco padre che so, ma c'è Paradise, di Book, è un broker di Wall Street, padre fumiere, quindi c'è una bella differenza tra i due, vabbè, non fa niente, la prossima vita vorrei essere anch'io figlio di un broker di Wall Street, così sa chi non si può guardare un po' a quello. Comunque, Marco Bove, io mi su un batteggio ripeto, comunque ti faccio sempre la stessa domanda. Tu fa, un bello bidet canap, a domanda intelligente, a meno male dai su un batteggio, non l'ho letto, e mo dai, letto, io per far capire che c'è grande par condicio, leggo tutto, io, che censuro. Giuseppe Turino, c'era buonasera, un saluto, buonasera, grazie Giuseppe. Enzo della Gatta, fai un video mentre fai la barba, chi si va a fare ridere, ma io so che c'è un messaggio, ti occupato che ieri che sempre si fa tra la barba, ma vabbè, occupato che me la faccio pannanza la barba, solo che tengo una sola, no? Allora si me la faccio sempre, no? E mi va tutto un culo, tutto così, allora mangia prepara. Oppure mi preparo, però metto proprio di bagna, con musicchio, no? E mi faccio la barba, la faccio pannanza pure, fare un live, un giorno mi faccio la barba proprio in live. Dice, ma lui ci fa scimmia, ce ne c'è, lo capo fa la barba, no, niente. Però sai una cosa, io non ce ne frega, non facciamo lo stesso. Allora, adesso qua, Patrizio, ottima presenza, c'è Roma, ma lo stai facendo, sta live in duce, sta ancora in duce, ma quale c'è? Sto facendo la live in duce, Patrizio Barbato, c'è Roma, buonasera, è la prima volta che partecipo a questa diretta, fammi parlare un poco, questo un arresto in casa, a questo fai passare una strada diversa, si può fuoco a mare, cioè, abbiamo anche persone che sono agli arresti domiciliari, ma a noi ci dispiace, ti auguriamo comunque di uscire presto, però oggi c'è come hai raccontato questa cosa degli arresti domiciliari? Che a me mi incuriosisce, perché tu, però è una cosa buona, rispetto alla galera, non è che stai a casa, ha da essere una botta, un po', tipo, non so, dipende da chi tiene a casa, capi secondo me, perché poi, per esempio, se sai, tu quasi, per esempio, se stai agli arresti domiciliari a casa mia, e tenga mia multa, secondo me ci su manico, che poi, per esempio, quando, e poi non scende, no? Cioè, tu sai, a casa mia sono solo femmine, mia moglie, mia mamma e mia sorella quindi sono mesi di film, allora del film lo penso, con la vita come sono che film,
tutto rispetto, però sono cetti, cazzo. Allora sai, me ne scendo, però immagino tu la situazione dove hai gli arresti domiciliari, ah, ma non mamma, devo padre, devo un po' male, che è una cosa brutta, cioè, secondo me ci sono delle volte in cui chi sta agli arresti domiciliari, che moglie, che mamma, che padre, ecco, che a tu soprattutto, caro, però, secondo me dicono proprio, guarda, mi dici, voglio in galera, non voglio stare agli arresti domiciliari, buttatemi in galera, non tengo niente da frega, ma vattene, non lo- però secondo me ci sono casi in cui, non lo so se è il tuo, come faccio sapere, com'è. A posto, Silvio Mirto ti hanno segnalato, perciò te lo hanno eliminato. Ma Silvio, oggi pensate a sta cosa che mi hanno segnalato, ma per quale motivo pensavo? Oggi pensavo, ti hanno segnalato, oggi pensate pure, qualcuno mi ha detto, ma perché ti hanno segnalato? Ma per quale motivo mi avrebbero segnalato? E poi può essere pure che Facebook mi diceva, dice, guarda, guarda, hanno segnalato, c'ero pure buono, hanno segnalato, ma Facebook mai, non so, perché mi stivano arrivando un sacco di, un sacco, ha detto, forse un sacco, non so che gli strane amicizie, allora Facebook si è impressionato, perché poi oggi cominciare a fare i video un po' a Facebook, allora a quel momento in poi mi sono arrivato un po' di amicizie. Ma mai come quel periodo, cioè mai come a 5 anni, a 4 anni che stavo a Facebook, non me ne erano arrivate così. Forse Facebook si erano un po' impressionata e questi video, ma chi fosse stesse dicendo, ma non so, e mi hanno bloccato. Poi, tutto può essere, sì, può essere, però si mi hanno segnalato, non agitevo il perché mi hanno segnalato. Da Dylan O'Brien, mi saluti, sono Fabiana, ti prego. Ciao Fabiana, non dicevo perché ti chiama Dylan, cioè ci sarà qualche crisi di identità da parte tua che... Ah, così. Sì, no, volevo vedere quando ne era, ma mi sembra una cittadina, ottimo. Antonio Mennillo, Fabri, ma sei mai venuto a Ercolano, ci verrai mai? Antonio, forse no, forse ci sono passato con treno, però non ci sono mai venuto. Ci verrai mai? Non lo so. Ercolano che ci stai? Scavi, pumpessi, ci stanno queste cose qua, sicuramente ci vedo perché voglio, ma io mi nascondo, lo dici, ma non sono mai andato a vedere i scavi di Pompei, non sono mai venuto un po' vulcano, sono proprio guai, veramente non saccio guai, poi mi metti con i dici il fatto che dici, guarda, sì, Napoli, purtroppo voglio, tu cazzo mi avresti a Pompei, ma sciacci. E poi dove su qua sbaga, poi sai che sbaga più su, scopro su, che non mi faccio sapere, allora poi ti capo, no, comunque ci andrò qualche voce, fammi sapere che c'è sta il Colano, perché più a essere motivati, a sapere che c'è. Pasquale De Francisco, siamo il popolo più socievole del mondo. Va bene, pure in attesa cosa. Olivo diceva Poletto, Simone Di Pierno, qual è la tua musica preferita? Si può, un po' di tutto a me mi piace, non è che c'è una musica preferita. Chi è questo? Picazzo Tubo, si chiama. Ti seguiamo persino da Polentonia, addirittura Polentonia, vabbè, Polentonia racchiude una, non so, c'è un nord, però me la fa sapere da dove, perché penso che fosse, no, no, fammi sapere da dove ci... Che cazzo tubo pure un bello uomo. Fabiana Moscarillo, Fabiana cosa? No, Fabiana. Pasquale Francesco, Ciro, ma perché non fai anche tu qualche esperimento sociale? Che cazzo? Fai frate, ma tu pensi che o stai rumeno, no? Ti imbriaca, no? Ma tu vatti a vedere un canale, noi stiamo facendo qualcosa, esperimento sociale, ma che ne abbiamo fatti. Forza Azzurri, Ciro, ma ci lasciate che hanno innamorato, non tengono una lì, vedi come a mettere e fammi variare. Faccio cazzo che mo tutto lascia innamorato di là, buon e che sto cazzo fai, che fa che fa una live per risolvere la situazione. Si teneva una cosa di Dio, ti faceva sta buona. Ha innamorato, purtroppo da lasciare, può capitare, voglio è brutto quando lascia innamorato, lo so, però può capitare, Forza Azzurri, che no, tutti chiamano Forza Azzurri, tutti, poi, vabbè, qui su Napoli, fa proprio come gioca campionato, a rapire sta partita. Fabio Farina, Cielo, secondo te quali sono le 5 squadre favorite di uno scudetto della Serie A? Siamo gli stessi, Fabio. A me non ci siano grandi sorprese, stiamo là perché Juve, Napoli, Roma, a di due è difficile ci mettere a due a perché non è che un Milan processa la terza ma dico, forse l'Inter può dover un po' cazzo perché un po' cazzo, però penso che i squadre sono tre, Juve, Napoli e Roma. Fabiana Moscarillo, mi saluti, sono Fabiana Moscarillo, bella questa cosa. Sì, ti saluto, no, perché tu dici, boh, guarda, deve essere pure Ugo Tognazzi, perché poi uno si chiama, non so, Gigino de Simone e bello, mi saluti, sono Pasqualina Esposito, perché poi tocca nascere perché lo chiama Matinato un uomo. Comunque, Fabiana Moscarillo. Ehm, Dr. 81 Frank, si sapere che è nuovo, no? Perché mi ha chiamato Frank, ma se io mi nutro, tu ti nutri, egli si nutri. Frank Sinatra,
che sto a dire, avrei riso su questa battuta qua. Però essendo che me l'ha fatta una migra amica a Facebook la volta, non ho riso. Però quando mi ha fatto che la migra amica, mi ha fatto a ridere, che dovevo scimitare la mia, perché mi ha fatto ridere, sono fazzinato, si contrasta, non so, però mi ha fatto ridere. Lo sa. Silvero Fabio, c'ero nel modo di parlare, solo in quello mi ricordi Massimo Lorenzi, forse su un gig che mi impressiona. Ma questa è una cosa che mi hanno detto a me, ma quando mi piace, tipo Massimo Lorenzi mi è sempre piaciuto, è sempre stato un idolo, perché proprio parliamo a Massimo Lorenzi. No, non dico prima da me dici, ma a me fa piacere, perché è una cosa che mi fa piacere. Enzo della Gatta, io non sto ai domiciliari, ma è come se lo fossi. Tengo in casa mia mamma e mia sorella c'ha sta cazzo da competizione, no? Allora, siamo a fare una competizione a livello di sciassamenti di cazzo, diciamo, di genitori, mamme, sorelle, allora penso che sarei uno dei, proprio dei favoriti, quindi non parliamo proprio. Valentina Nunneri, c'è spaccato con la maglia della Salva. La maglia della Salva, allora, guarda capire una cosa, che sta telecamera non è buona, perché la telecamera non è buona, perché tu quando ogni tanto ma la maglia della Salva, la maglia della Salva, ma la maglia della Salva, questa è la maglietta che mi mette per scimo a fascia non so se si può vedere, ma mette per scissa la maglietta. Poi proprio dice, vabbè, cesso, sicuramente può essere proprio cesso, però non è la maglia, mette la maglia della Salva, ma la mette la maglia della Salva, ma non è allora, a Ercolano, Antonio Menillo dice: a Ercolano ci stanno gli scavi e poi ci sto anche io. Ha un motivo in più per venire. Gli scavi di Ercolano stanno a Pompei, gli scavi di Pompei stanno a Ercolano, vabbè, non so, poi ignoro. Allora sta Mizzo dal Rio, Juan Cerrone, a Ercolano ci sta Gigino e sempre un amico che fa un panino che ti leccherai la barba. Un panino che fa un Ercolano, si chiama così. Non lo so, non l'ho mai provato, da io mi sono a mangiare al massimo panuzzo di Gragnano, proprio, e non va, non so che dire. Vabbè, comunque mo sappiamo pure sta cosa, che c'è sta cosa di Gigino e Sembrani, però è famoso, no? Gigino e Sembrani, pensare che è una battuta, invece uno prima è un baratanato, cioè, Flavio Passaro, un stronzo pizzaiolo non sta arrivando e sta fa incidente. Nel frattempo fammi divertire, chi sta aspettando il pizza, Flavio Passaro. A che sono ancora a mangiare? 10 anni, ma non penso che stai mangiando proprio il seggio a casa. Davide Paracullo, qua c'ero sì, l'unico youtuber che non ha commentato sotto la parodia di Francesco Sole dei Pantellas. Ah, perché sì, perché Kill mo, cioè, non so se si è voluto morire, nel senso che perché vedo che appunto, tanti youtuber commentano no, sotto i video, ma non so se si dice questa cosa, cioè che non si sa se si fanno perché stanno a fare pubblicità o perché veramente vogliono commentare dici ma cosa, cioè, almeno questo penso io che voto dire. No, non ho commentato perché ancora mai c'è la verità non è mai cioè ci sta che hanno fatto la parodia di Francesco però ancora mai c'è però mai c'è come mi mai tirati perché dici che cazzo no, mo c'ha Pazzi a piede libero Ocero hai detto che hai fatto l'animatore a che età hai cominciato? Poi oggi ho cominciato a 23 anni tardissimo questo lavoro dell'animazione però meno male che ho cominciato perché è stata una cosa cioè, è stata un'esperienza esagerata che ho fatto per 6 anni, per 6 anni, a volte anche inverno e estate, sono stato all'estero, immagino divertito. È stata una cosa che consiglio a tutti quanti di fare, si trova di uno che ha tenuto un'età, ma poi qualunque età tenete, se ho potuto fare facile perché è una cosa assurda, che bellissima, mi è una bellissima esperienza. Quindi dico sempre a tutti quanti, si vuole fare l'animatore, ma ci può essere manco le volte se non si riesce a fare l'animatore perché è bello. Giuseppe Mastrogiano, ce lo fai anche tu qualche video su ChatRoulette? No, io non li faccio i video su ChatRoulette perché a me i ChatRoulette tu stanno un po' cazzo, io qualche volta volevo provare a fare qualcosa per ChatRoulette, ma perché esce di là che mi sciafa ora, cioè, no, sembra un po' cazzo, non ci sono sfizia, cioè, non passo ChatRoulette. Tina Lentini, comunque ti saluto il mio ragazzo, quello che ti somiglia tanto, e mi ricordo questa cosa mi tu, Tina, che il tuo ragazzo, ma qualche volta posso registrare la fotografia per Facebook, però ma dice, non è che mi somiglia a non lo so, perché boh, che dai occhi azzurri, nei capelli pomati, però non mi questa somiglianza così, vabbè. Sei più belle di me, questo voglio dire che Valentina Nunneri, finalmente ho trovato la postazione dei commenti, è la prima volta che ti seguo in live. Grande Valentina Nunneri. La postazione dei commenti, che è una postazione proprio i commenti, c'è una postazione, immagina una postazione da citare dei commenti, cosa così. Gianluca Cottolino Cerro, salutami e forza Ercolano, di Ercolano sarà contenta Antonio Menillo che di Ercolano. Franco Rimma, c'era una domanda, ma per caso sai quando fanno i preliminari dicendo prima la mattina lo studio sport, ma
no, non lo so, cioè, però penso a fine agosto proprio. Non so. Dottor 81, questa è nuova. Cosa fa uno sperma dentro una valigetta? Il rappresentante di sto cazzo, ma perché va leggo queste cose? Ma non ha cominciato questi battute sceme, o dice, perché mo Cagizzo fatto non cominciate con le battute sceme, sicuramente mo pure questi zarri, ha cominciato a scrivere proprio di fatto, è meglio non visto in dei pacco, non pacchi visto, queste cose così già lo so. Comunque, è meglio che non algevo sta. Jerry Luigi, l'ho mai fatto a tutti per 20 milioni di euro lo prendessi in culo, ma tu lo prenderesti, ma magari Jerry sta facendo una domanda che è più vecchia, non si può, ma hanno fatto 100.000 questa domanda, ma è un anno che come fanno questa domanda. Enzo della gatta, ma se il gatto cammina a gatto con loro, ma ne voglio dire, allora, Annunzio, hai le telecamere che sino ti chiudono il canale di YouTube. Perché ha già iniziato a telecamere? Che si Pasquale Francesco, sul fatto di prima non avevo visto gli esperimenti sociali, scusa, e poi ma tu ce la segui, perché noi stiamo usando, soprattutto quando ci sono gli esperimenti sociali, perché anzi, stanno ci siamo applicati proprio a fare queste cose qua cioè che è di camera che più che esperimenti sociali, però qualcuno si può pure chiamare esperimento sociale, guardate la perché Antonio Mennillo, a Pompei stanno gli scavi di Pompei e a Ercolano ci stanno gli scavi di Ercolano, ecco, mi sembra ovvio. No, a me mi pareva ovvio, perché uno sa di solito in capo tiene sempre gli scavi Pompei, no? Però stanno pure in Ercolano, poi c'è Giannini esiste proprio, dico sempre tutto l'anno, però veramente c'è Giannini, non esiste questo fatto che è ancora Giannini Pompei. Ma se sta cadendo pure a piezza tra l'altro, rischio veramente di non farci Pompei, perché se amano, se cartamano, allora, no, volevo un attimo una situazione, ecco qua, no, mi sembra 68, non si riesce a... Allora, Gianluca Cozzolino, dicevo, video video Gigina è sempre un amico, potrò scrivere fanpage, anzi, una fanpage, ma così, ma fate una stesso, fate vicino amico vostro. Poscio Locofer, dicevo, la tua più grande figura di merda, a parte Catiri scordate pizza. Ah, che la Lari Pizza che mi ha scordate, che è stata quella più che una figura di merda, è stata una scelta proprio di vita, cioè è stata proprio una cosa che io racconto sempre, questa cosa che mi ha scordate. Ma io racconto una figura di merda che facette, la racconta chi si vede in live lo sa, che mi cagai sotto, che praticamente 13 anni, 12 anni, e mi cagai sotto quando a tennis, primo giorno che mi scelta a tennis, vicino a Ruabiti, no? E poi certi ci vuole, c'è da spendere a parte, mi dico 200.000 lire dell'epoca, poi mi cagai sotto, c'è stato più e mezzo 90 e più. Però, questa già l'ho raccontata. In un'altra figura di merda che facette, una delle più, diciamo, che mi ricordo, no? È stato una volta, sempre quando portavo i pizzi, perché quando facevo portare pizzi è stato un periodo molto pieno della mia vita, cioè, mi ricordo che succedevano sempre fatti poco. Quando porti i pizzi per me era, non so, c'era un'avventura, comunque praticamente pioveva, un giorno proprio di là, proprio che tu gli sta male, proprio, ma quando ha cominciato a portare pizzi fino a quando finivo, perché quando piove e porti pizza ovviamente la gente se ne fotte, sai, questa non è io, devo portare pizza, non è che e comunque pioveva. Io questa cosa, ma te ricevo, mi ricordo, questa cosa si chiama una cioè, ma come c'era, non c'era un cazzo, era tutto l'aria, cioè, tenevo pure i scarpe, l'aria, tutta fatta di quel materiale che non si, che la pioggia ti asciuga in cuore. Comunque pareva che camminava, che non posso fare perché mi sta a fare il tuo corpo, pareva un robot, gli pareva tipo, questo, pareva così, un robot, tutto questo, e il casco, e se voleva solo lui che ci perché io tenevo cappuccia, cosa, povia, no? Praticamente sai che tu secondo viene a buttarsi se no al robot proprio perché si è venuto fritto, una pioggia, ci mancava solamente i gamba e i turni, comunque facevo un giorno e me e tengo faccio tutta questa pizza, 5-6 pizze, sti cazzi, cosa, una festa, mi ricordo, sai che tengo, c'è detto pizza che se mi ha detto i soldi, e dice, tu questo, allora si dice, dopo secondo piano, ci scende a pelle, no? Mi ha detto, voglio, per un po' a prima scala, prima, voglio ma da che piglia una sfaccina sciugliata un po' pescato, no? Ma era tipo la rampa di scale, no? La rampa di scale, e si può casco, sta tutto angolo, voglio ma da che ti presento il Bob, il Bob, no? Che si scende con il Bob, guarda, via, a così, tu sta così, che arriva per dentro a scala, no? Però tu sai, ogni scala, so, carico di scala, boom, 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 meno male che tenevo casco perché se no mi spacca vaga e chissà ci faccio mi scala non veniva mai e io e chi ci faccio mi finiva ancora non finiva sta scala e ancora guarda mai da che ma
mi è passata proprio la vita innanzi, tutta la vita mi è passata perché sta a 5 scale, non sapevo mai. E tu vedevi quante scale potevano essere, 12, 13, ma parevano lucenti. Comunque io faccio un bordello, ma faccio un frastone, sta caruto che pigliai, che ha scelto tu palazzo fuori, cioè, visto è morto. Tipo Lander film, perché, ma no perché poi già siamo freddi, già siamo tamburpati l'acqua, traumatizzati che richiamate 19.000 capate vicini ai scalini che erano da 13, cioè, ma io, per me erano 400, richiamato 400 capate, siamo traumatizzati. Comunque gli scelto tu palazzo, secondo me veramente non sai neanche che ora. Ui, ma ti hai fatto male, ma ti hai fatto male, no, certo no, ma ci fatto niente, come tu sei confusamente illeso, cioè non mi era fatto niente e ma niente, però ma da che voglio, ma che figure di merda che hai fatto, che l'hai voglio, ma non sapevo che non lo so, secondo me da qui palazzo sembra che hanno sparato una bomba, tipo è scoppiata una bomba, c'è un rumore pazzesco, c'è da rumore ieri morto, cioè ieri morto, poi dopo come su set stranamente non faceva niente. Comunque che sta a 5 km. Vabbè, mannaggia, caro, questa cosa. C'è Davide Paracullo, c'è chi sticca su Peggi Simone dei Prince Production con questi barzellettati che tu possa così vista la live che facete, ma vuol dire che a Steve Simone, questo guaglione che pure si fa video dei Prince Production, diceva queste cose, queste battute diciamo, demenziali, no? A cominciare pure no, a fare come quando questi battute. Comunque, Forza Azzurri c'ero stai suonando visto un po' della verso suonando ma perché io lo fanno sfascimicare poi sai che faccio le finestre no? A metà programma se andai a gente ci si esce parlando insomma allora giuro le finestre giuro la porta andiamo ecco e allora si forma una cappica loro che dentro proprio a livello sauna e quindi quando faccio la live approfitto per faccio la sauna no? Qua sotto tengo asciugamano tengo tutto che mi sta a mettere un cubietta fuori a farsi là comunque adesso c'è Valentina Nunneri, ma mo a che ora non è a qua? Perché non lo so, a che ora qua di quando tengo su, ne tengo su, ne stasera. Manulab domanda, c'è rotto di chat per la foto, ma non ne fa parodia in coppa a conto? Ma io parodia in coppa a conto, io cavaggio perché sai che si possono, no, si fanno a volo. Quando per esempio in conto, allora mi va una cosa, diceva, ma mi è venuto manco cazzo, che mi ricordo cazzo stai facendo a chiudere una che su fatti i conti. Quindi penso che ora, oramai è una cosa passata, che stai facendo solo io mi stai facendo la poco oramai è cosa passata. Antonio Mennillo da Giaiscia la verità io sono di Ercolano e non ho mai visto scale Ercolano ma stai in guarda lo sai regge mio e mi visto un cappiano che mangia via 3 treni per venire là ma tu veramente stai spaccando proprio Antonio e se vieni ci ammazziamo ma serie allora Gianluca Gozzolino Scerru lo sai Napoli è scritto così Napoli affronterà senza accento sulla A il Genoa la prima partita di Serie A sì questo l'ho visto Genoa-Napoli gioco fuori caso Napoli comunque Napoli ha pigliato un calendario diciamo molto tranquillo sembrerebbe tranquillo un Napoli comunque sta vincendo lo scudetto sicuramente per le prime 6 giornate che ho visto che ha acchiappato tutte le squadre veramente che ci si mangiava 7-8 pallone e via primo Napoli che si tira fuori ma parla per un Napoli che è una cosa da cattare Flavio passa con la chitarra che mi fissa ma non è che mi sta fumando qualcosa senza lo sapere e se voi sta sapendo Angelo Di Micco qua Fabri mi aspetta la penultima giornata per battere come Giuseppe Ubriaco bello sta cosa, non la sapevo mi è chiappata a Juve la penultima giornata è bello perché se caso mai sembra tipo per vincere lo scudetto cioè, prima e seconda allora ci sono quei match all'ultima a tutto che si decide il campionato fatto bene la penultima giornata lascia stare una cosa e poi Juve è sempre che cioè, lascia stare come andrò qua allora grazie è tutto enorme allora, Dr. 81, il deserto del Sahara si trova in Africa, su questo non ci piove, vabbè, mi scusate che stavamo in pericolo di queste battutacce che stanno arrivando. Mick Liam, cioè, qual è il tuo film preferito? Gli horror dei Bira? Sì, mi vedo molto gli horror, per esempio, io sono nato proprio con gli horror, io sono nato proprio con l'epoca, all'epoca mia, non so se si va a ricordare, Octave Nightmares, che si è visto questi cazzi di cose, no?
artigli, no? Hai vinto il suono della gente, ci hai vinto il suono, poi sono nato proprio, facevano dei film su Italia 1 in estate, si chiamava La notte horror, no? Comunque dice a me, facevano questi film horror, voglio ma io ma l'ho sempre visto, ma l'ho sempre visto solo io, allora mi cagavo su, mi piaceva, infatti mi cagavo solo in da cucina, che la luce ha studiato, questi film, è sempre stata una cosa molto, che mi sono sempre piaciuta, questi film. Ancora oggi il voto di vega perché mangia caca su, la gente c'è sempre caca su, oppure già più obiettivo qui in cucina, la gente che la paura oppure mai cosa a me è una cosa che mi è sempre piaciuta, mi proprio, è una cosa ma ricordo, un sacco di film poi magisti, c'è film animati che c'è film che poi mi facevano caca sotto solo a me perché poi tutto quanto dici, mi sa ricordano l'esorcista, sa ricordano che ne so, il 13, poi a me di là mi facevano paura. Però a me ci si dice film scema, che secondo me facevano paura solo a me. Una volta un film di paura, io mi ricordo Cimitero Vivente, si chiama così, che praticamente la gente tornava in questo cimitero e suscitava. Allora sai, tu quando dici, no, bello, si muore, lo sai, no, muore no, no, ora stavano venendo al cimitero, io le suscitavo. Tutto quando stavano i morti loro in questo cimitero per fare suscitare. Però il problema era che si resuscitavano più cattivi, no? Resuscitavano più cazzi strani, resuscitavano, no? Era questo il problema. Allora praticamente il se per asciugato, resuscita un gatto che faceva una cazzina, che tutte cose. Con questo film faceva vedere una scena che praticamente ci stava una casa di questa famiglia, avevo visto praticamente pure le scene in due scandinate perché una figlia proprio monco scema, no, no monco, però la figlia nostra. E comunque sta figlia, no, non è che sai, era proprio, come si dice quando un poco tutta così, un poco un mostro, no? Una figlia un poco un mostro, ma da credere. Quando sfaccimera brutta figlia vista e quando facevo paura, cioè a me mi faceva proprio paura, perché tutta così storta, si girava la camera, a Dio mi è rimasto. L'unica volta che io quando vedevo i rumori vicino volte che io giravo quella scena là, quando acchiappavo che facevo scene, perché lì più scandinavo, acchiappava la figlia, hai visto, io mi cagavo sotto, poi io giravo perché mi affidavo, era l'unica cosa, ma posso mai scoprire, ma ha sempre fatto paura questa scena, una scena che mi ha sempre spaventato, quindi si chiama Cimitero Vivente, ma dai, prima che si vuoi come mi fa ridere, si vuoi tu, fa proprio ridere, a me faceva paura. Allora, andiamo innanzi, qua c'è il forza azzurri, qua c'è il brutto che hai fatto prima, mi hai fatto capire fonato, no, l'ho fatto, ma l'ho trattenuto, ma su che io veramente facevo proprio un sciatusce. Jenny Pan, c'era ma sta volta ti visto l'acqua la mozzarella, che sto fare sta battuta, ma poco po' domande fa. Aspetta, un po' zombie comment. Sì, vero Fabio, Fabri me ne devo andare, vedo la registrazione domani, fammi Maria. Ciao, sì, vero, ciao Fabio, video della registrazione che chi li fa, per chi non lo sapesse, queste puntate del live alla fine sono registrate, noi stiamo in diretta, no? Però alla fine si registrano, si vede puliti a breve una roba, non è questo. Comunque, Nunzio 2904, c'era la discorso sul massimo delle visite, hai mai pensato di teatro o corsi di recitazione? Oggi si dice pensare di farli quando avevi 20 anni, 21 anni, ci andai pure, si facevano un corso di recitazione, poi per esempio sai quest'anno motorini che dici facci mi dà molti riguardi, no? Ma se quest'anno motorini e non gli più. Non è che ci potevo pure senza motorini, però all'epoca era proprio un mi aspettavo fuori passa per io con motorino io tutto fatto, cioè pure se era in ducessi con motorino, no? Ero fissato proprio motorino dipende. Allora possiamo e non gli più a fare questo corso di teatro. Però sì, era una cosa che mi è sempre piaciuta fare. L'anno scorso, per fortuna, ci ho fatto una commedia a teatro, una compagnia amatoriale, e beh, facevamo questo spettacolino così. L'unica cosa che era uno spettacolo in italiano, e mi era imparata questa parte in italiano, e tutto che è bello, perché è bello a fare spettacolo, sempre, però a me mi faccio un po' cazzo. Io saccio parlare italiano, non è che però mi faccio, sì, posso recitare in napoletano, mi trovo meglio, no? Mi sento più me stesso, no? Invece in italiano mi rompo un po' il pallo proprio. E comunque l'anno scorso c'è stata la prima esperienza di fare questa commedia, no? Di fare teatro, che è sempre stata una cosa che ho pensato che la volevo fare, no? Come c'è sempre tutto questo, non l'ho fatto, però è sempre una cosa che devo fare. Allora, Antonio Mennillo, Scerru, l'hai mai vista? Come si chiama sta roba? No, aspetta, ci metto su commento, lascia. Maro, oggi pezzo su commento, mannaggia, morta bucchina. Aspetta, fammi la rete.
Antonio Mennillo, Cielo, l'hai mai visto La Madre? È un film horror dell'anno scorso troppo bello, non ho mai visto La Madre. Questi film fanno ridere, a me titolo La Madre, tu dici magari si può chiamare la mamma, la madre, che sai, non ho mai visto questo film, cioè, no, mai visto. Ah no, i film, ho messo bene, cioè, è una cosa che mi quando ero piccino, poi se mi capita, in da televisione non mi dico. Andiamo avanti, andiamo avanti. Aspetta, giù, già vedremo. Su bocca di scimmri, no, ecco qua. Schiappare ah no, Onizuka, sì, no, Onizuka. C'era una curiosità, com'è nata l'idea di diventare uno youtuber? Ecco il tuo primo video e poi salutami, che cazzo. Com'è nata? No, ma così è nata per sfizi, ma l'ho detto già un sacco di volte, è nata per sfizi, perché se su fatti YouTube, no, cosa facevi nei video, no, all'inizio. E quindi niente, io mi sempre scema, no? Nel senso, mi è sempre stato, mi è sempre piaciuto di fare scimità, no? Alla fine. Quindi poi YouTube non è altro che una parte di scimità e puffa che ci può fare a qualcuno, no? Prima invece non c'era questa possibilità e quindi scimità ti nei tu, poi c'hai la che faceva in dei villaggi, faceva quando mi capitava di fare qualche serata che organizzava, ma poi, però con YouTube ti dà la possibilità di fare scimità che io ho sempre fatto, dai, fino alla fine così è nata l'idea più. Ja, mannaggia, aspetta, c'è un po' di premi, ci facciamo tutto uno che chissà cazzo combina, no? E magari che commenti, per esempio, sì, sì. Eh, niente, voglio già fare l'avviata di pagina, eccola qua, perché se belle aspettiamo parte la voce, fermiamola subito, ecco. Aspetta, io, mangio pezzo. Stefano Caputo, c'erano i film di paura e ci uscivano su un kill e un mostro di Dario Argento. Ah, io stanno film di Dario Argento, voglio, se non ve l'avete mai vista, verità, ma da credo, voglio, va cacata, ma ci si scende volte. È un classico, si chiama Profondo Rosso, cioè è famosissimo, però magari voi siete più famoso, non lo conoscete. Poi è un film di Dario Argento, uno dei più belli che ha fatto Dario Argento, voglio, ma da credo, la vita, va cacata su. Io quando fa in da televisione non faccio, ma prima facevo sempre muovevo se usacci a memoria e tutti i fascini di botte che muovevo, ma caga sotto, perché è fatto proprio bene, proprio bene bene. I film di Dario Argento sono proprio mostruosi, ma non a caso Dario Argento è famoso. Mm, Pasquale Frattini, hai mai sentito parlare di il mistero di Talking Angela? No, non hai mai sentito Pasquale Staco? Fabrizio, hai visto Insidious? No, Andrea, non mai visto Insidious, però conosco il titolo, ho visto qualche trailer, no, ma di i film di paura, sono proprio arretrato, sto proprio in dei film vecchi, ma i film non mi vedo, ottima presenta, poi il barbettone, voglio fa pure come a te, capire, voglio, ma sono in uno stato pietoso di capire, rimane mi bagattaglia, mi faccio una fotografia, poi mi faccio capire, che sono proprio che aggiungo troppo. Francesco Riccio, Cero, buonasera a stanza. Francesco Riccio, ormai sono 23 live che segue e non mi saluta, mi saluta a stanza, quindi ogni tanto compare e ci fa salutare alla stanza. Forza Azzurri, c'è RAM 6 numero a capi cazzo, rimanemi bagaglio qua. 6, 21, 23, 45, 52, 64. Vabbè, da già zero, non mi dice ripetili perché la ci trovo a capi cazzo, però casomai non ti puoi dire la live che hai registrato e ti fai giocare. Questa è una bella tecnica, che tutti quanti vanno a giocare, sono a brillare, vabbè. E stato finché se mi fabbrici una stima potente, poi magari una stima cabele buone, è stata così. Poi tengo la batteria scarichissima perché ma bello buono computer mi sta stammando malamente, fra poco devo chiudere perché mi sta paura che io tengo di 6 minuti, però a finire nelle cara la linea, cioè si cara la linea, per scaricare la batteria. Quindi io voglio dire, perché purtroppo a città ce la faccio ma porta carico. Però, sì, non voglio niente di niente, voglio, è meglio che ci tengo avanti ancora che finisce la batteria. Comunque niente, voglio, il tempo che montiamo questo video di capri, voi mette poi, quindi non pari uno al massimo, non pari uno al massimo e voi vedete su video di capri. E poi è bella questa idea, e a me mi piace questa cosa che poi facevo i commenti e dicevo che la era fa e io l'ho già fatto, è una cosa molto bella, una cosa da riprovare. Qualche po' di che si pensa che facciamo qualche video a così, ma voi mi dicete che la già fai io faccio, che cazzo. Però ma mi sa andare, quando poi il Paolo perché a me io dico non metti scuola, e poi mi si può faccio i grezzi in terra capri.
aiuta più carica batteria a volo. Non so se mi favorite, non mi favorite, boh. Proprio scrivete se mi favorite, a nulla, cazzo stai dicendo, sanno, oh, mi favorite, voglio, facendo non sapere se mi sta dolendo, perché non ci vi faccio fare, ma solo, però, ha già provato a ripristinare tutto, tutta la live, oh, ma poi mi i commenti se mi sta dolendo, no, ma per... c'è Roma, si è andato un omino blu, no, tu ti è andato un omino blu, scrivetemi un po' a Facebook, qualcuno di voi, mo, mi dice se sono in linea, perché arrivano tardi i commenti un po' di tutto, quindi lo decido un po' a Facebook, mi fa più piacere. Vabbè, comunque alla fine erano quasi venuti assieme alle 22:28. Ha riuscito a due poco su Roma, quasi subito a più carica batteria. E quindi eccoci qua. Aspetta, si fa per Facebook sta scena, qualcuno sta dicendo, cioè, ci sta, ci sta, chi te piace. E molta batteria Daniele Giacomo United. Ma facendo sapere se sono ancora veramente, perché se no mi sembra uno strunzo cretino a parlare da solo. Però, vabbè. Poi gioco, oggi gioco, andiamo in nuovo, oggi ce la faccio, gli do più carica batteria, ci vediamo, ho fatto comunque alla fine stavamo ai saluti, stavamo ai saluti e aspetta, ma sta scendendo lo scrivo. Eccolo qua. Niente, oggi ci vedremo lunedì prossimo, sicuramente lunedì prossimo, che poi ci manata live in 9:30 come sempre. E poi andiamo su video capri, cerchiamo di fare quanto prima possibile. E niente, buonanotte, buonanotte.